c'è più vento per noi, tempo non ci sarà, per noi che allora cantavamo con voci così chiare. Non c'è più tempo per noi, vento non ci sarà, per noi che abbiamo navigato quel mare così nero. Ma se la vita è tempesta, tempesta allora sarà. Non c'è più vento per noi, tempo non ci sarà, per noi che stelle cercavamo sotto quel cielo scuro. Si alzerà il vento per noi, tempo per noi sarà, il nostro viaggio l'ha guidato da mano del destino. Ma se la vita è tempesta, tempesta allora sarà. Un vento poi soffierà dentro le nostre vele, qual è la rotta giusta? Solo il Signore lo sa. Un vento poi si alzerà dentro le nostre vele, perché la rotta giusta solo il Signore la sa. Senza luce misuravamo il mare, ma se la vita è tempesta, tempesta allora sarà. Un vento poi soffierà dentro le nostre vele, qual è la rotta giusta? Solo il Signore lo sa. Un vento poi si alzerà dentro le nostre vele, perché la rotta giusta solo il Signore la sa. Ma se la vita è tempesta, tempesta allora sarà. Se il nostro cammino ci sta aiutando, ci sta dando un sacco di elementi per crescere nella capacità di accompagnare, è difficile dell'accompagnamento viene quando proprio si è in mezzo alla tempesta, quando il mare è agitato, quando effettivamente le cose non vanno sempre come avremmo voluto, quando c'è un po' di vento che agita le onde. Però questo bel testo diceva anche che se la vita è tempesta bisogna lasciarsi guidare dal vento dello spirito, no? Quel vento che soffia su quelle vele, come diceva la canzone, e solo il Signore conosce la rotta. È successo a San Paolo la stessa cosa, in un brano che adesso vi commento brevemente, un brano che probabilmente nessuno di voi conosce perché non si legge mai. Niente, non c'è. Stasera non abbiamo feeling con il computer. Intanto che
si riavvia. Si tratta del capitolo 27 degli Atti degli Apostoli. San Paolo deve iniziare questo viaggio su una nave per arrivare a Roma, dove chiaramente dovrà essere giudicato. E in questo viaggio verso Roma lui si trova a fare questo viaggio in compagnia di altre persone. E questo un po' vale anche per noi. Noi di per sé diventiamo accompagnatori nella vita non solo degli educatori, ma siamo parte di una compagnia che riguarda il nostro rapporto con le persone che ci stanno vicino e non sappiamo con chi ci troveremo ad essere compagni di viaggio. Alcuni li conosciamo, altri li conosceremo. A San Paolo gli è successo questo. E nel capitolo 27 stanno per decidere di partire per Roma e succede che non si vede. E allora io a memoria non lo so, il testo. Ah no, aspetta, forse nella giacca ce l'ho. Eccolo qua, benissimo. Era trascorso molto tempo e la navigazione era ormai pericolosa, perché era già passata anche la festa dell'espiazione. Paolo perciò raccomandava loro: uomini, vedo che la navigazione sta per diventare pericolosa e molto dannosa, non solo per il carico e per la nave, ma anche per le nostre vite. Il centurione della nave dava però ascolto al pilota e al capitano della nave più che alle parole di Paolo. Dato che quel porto non era dato al trascorrere dell'inverno, i più presero la decisione di salpare di là, per giungere se possibile a svernare a Fenice, un porto di Creta esposto a libeccio e a maestrale. Appena cominciò a soffiare un leggero scirocco, ritenendo di poter realizzare il progetto, levarono le ancore e si misero a costeggiare Creta da vicino. Solo alcuni suggerimenti. Accompagnare non è sempre facile perché chiede anche la reciprocità. E qui Paolo si trova a dare dei suggerimenti, ma gli altri danno più attenzione al pilota e al capitano più che alle parole di Paolo. E quindi ci dobbiamo sempre chiedere chi è il pilota e il capitano davvero della nave che è la nostra vita. C'è un'opera di discernimento in atto, cioè devono decidere cosa fare: partiamo o non partiamo? Dove sta il bene per tutti? Accompagnare e aiutare proprio a discernere questi progetti di Dio rispetto a quelli solamente umani. Ma non molto tempo dopo, neanche a dirlo, si scatenò dall'isola un vento di uragano, detto Euro Aquilone. La nave fu travolta e non riusciva a resistere al vento. Abbandonati in sua balia andavamo alla deriva. Mentre passavamo sotto un isolotto chiamato Cauda, a fatica mantenemmo il controllo della scialuppa. La tirarono a bordo e adoperarono gli attrezzi per tenere insieme con fumi lo scafo della nave. Quindi, nel timore di finire incagliati nella Sirte, calarono la zavorra e andavano così alla deriva. Eravamo sbattuti violentemente dalla tempesta e il giorno seguente cominciarono a gettare a mare il carico. Il terzo giorno con le proprie mani buttarono via l'attrezzatura della nave. Da vari giorni non comparivano più né il sole né stelle e continuava una tempesta violenta. Ogni speranza di salvarci era ormai perduta. Da molto tempo non si mangiava. Paolo allora, alzatosi in mezzo a loro, disse: uomini, avreste dovuto dar retta a me e non salpare da Creta. Avremmo evitato questo pericolo e questo danno. Ma ora vi invito a farvi coraggio, perché non ci sarà alcuna perdita di vite umane in mezzo a voi, ma solo della nave. Mi si è presentato infatti questa notte un angelo di quel Dio al quale io appartengo e che servo, e mi ha detto: non temere Paolo, tu devi comparire davanti a Cesare. Ed ecco, Dio ha voluto conservarti tutti i tuoi compagni di navigazione. Gli angeli del Signore compaiono proprio nella tempesta, anche quando ormai tutto sembrava andare alla deriva, come ci è stato detto prima. Quando la speranza sembra finita, quando si è tentato il tutto per salvarsi con le proprie mani e le proprie forze, e guarda caso proprio lì l'angelo appare a San Paolo. Perciò, uomini, non perdetevi di coraggio, l'avevo detto prima, lo dice anche ora. Ho fiducia in Dio che avverrà come gli è stato detto. Dovremo però andare a finire su qualche isola, lo fa a memoria ovviamente. Quindi ho fiducia. Accompagnare è prima di tutto avere fiducia anche nei momenti difficili della vita. Invita a farsi coraggio. L'angelo dice di non temere, di non avere paura. Prima lui deve essere coraggioso per poter fare coraggio agli altri. Non è un coraggio che nasce da chissà dove, nasce dalla speranza che è Dio che salva.
nasce quando ti accorgi che Dio si prende cura di te. Accompagnare, prima di tutto, è farsi accompagnare da Dio per poter essere poi capaci di accompagnare l'altro. Concludo. Come giunse la 14ª notte, da quando eravamo alla deriva nell'Adriatico, verso mezzanotte i marinai ebbero l'impressione che una qualche terra si avvicinava. E fino allo spuntare del giorno Paolo esortava tutti a prendere cibo dicendo: oggi è il 14° giorno che passate digiuni nell'attesa senza mangiare nulla. Vi invito perciò a prendere cibo. È necessario per la vostra salvezza. Neanche un capello del vostro capo andrà perduto. Detto questo, prese un pane, rese grazie a Dio davanti a tutti, lo spezzò e cominciò a mangiare. Tutti si fecero coraggio e anch'essi presero cibo. Sulla nave eravamo complessivamente 276 persone. Quando si furono rifocillati, alleggerirono la nave gettando il frumento in mare. Quando si fece giorno non riuscivano a riconoscere la terra, notarono però un'insenatura con una spiaggia e decisero, se possibile, di spingervi la nave. Solo due ultime sottolineature. Accompagnare e dare nutrimento, come ha fatto Paolo, a chi è talmente preso male che non sa neanche cosa mangiare, non sa dove cercare. Quando per la paura non si mangia, come è successo a queste persone, cioè si dimentica ciò che è essenziale e si perde di vista. Cosa possiamo dare allora noi agli altri? Scusate, dare noi che altri non offrono nei momenti difficili e pericolosi, perché accompagnare è anche questo. Quale cibo possiamo condividere? Accompagnare e condividere il cibo buono che ogni giorno Dio ci mette tra le mani. Levarono le ancore e lasciarono andare il mare. Al tempo stesso allentarono le corde dei timoni, spiegarono la vela maestra e, spinti dal vento, si mossero verso la spiaggia. Chiediamo al Signore allora questa fiducia, questo coraggio nella navigazione anche più pericolosa e difficile. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. In realtà dopo la nave è affondata, ma non l'ho letto perché sono sicuramente. Però ci è arrivato dove è arrivato. Lascio il microfono a Francesco. Buonasera a tutti, bentornati a chi già ha partecipato al primo incontro. Brevemente vogliamo proprio sottolineare come questa sera, grazie alla nostra amica Claudia, riprenderemo quelli che sono stati i temi del primo incontro. Nel primo incontro ci siamo raccontati, abbiamo raccontato la nostra storia di Azione Cattolica, la nostra storia di educatore, e soprattutto ci siamo raccontati il nostro essere educatori, come ci siamo arrivati e a che punto siamo di questo cammino dentro la nostra associazione. Nel dirci queste cose è emerso come è importante che questo cammino sia fatto insieme agli educatori della nostra parrocchia, ma anche insieme agli educatori della nostra diocesi. Ci siamo detti che per poterlo fare insieme è fondamentale che si creino dei legami, che voi avete detto legami di amicizia. Molto spesso è ritornata questa parola nel primo incontro, l'importanza di creare dei legami di amicizia e di fiducia. Queste sono state due parole che sono tornate molto spesso. E in questo ruolo di accompagnatori dei ragazzi, degli educatori più giovani, dove la maggior parte di voi ha detto ci siamo trovati e non sappiamo neanche come ci siamo trovati ad avere in mano in questo momento il gruppo educatori della nostra parrocchia,
molti di voi hanno detto che l'importanza è riuscire a prendersi cura di queste persone, di farlo dentro a quella che è la nostra esperienza associativa, per cui facendo esperienza associativa si impara a creare questi legami tra le persone. Abbiamo poi tentato di rileggere questo dentro a quello che è il progetto dell'Azione Cattolica e abbiamo fatto alcune sottolineature, no? Di come fare gruppo educatori voglia dire stare insieme, crescere insieme, fare servizio insieme e credere insieme. Questa sera chiediamo a Claudia, che fa parte dell'ufficio centrale della CR in questo momento e anche membro della Commissione Nazionale Comunicazione e molte altre cose che abbiamo trovato nel suo lungo curriculum associativo, ma che lasciamo poi a lei così raccontarci, perché quello che vorremmo proprio da lei è questo, questa sera, se raccontandoci la sua esperienza, il suo cammino, ci aiuta un po' a rileggere quello che è il progetto che l'associazione ha pensato per noi, per i nostri educatori, e se ci dà anche qualche suggerimento così per mettersi al fianco dei più giovani. Quindi io non rubo altro tempo, lascio la parola a Claudia, che ringrazio perché arriva da Roma, oggi ha fatto questo viaggio, è riuscita a incastrarsi nel suo lavoro, che poi magari anche qui lascio a lei perché io la sapevo ricercatrice, ma in realtà stasera a cena ci ha raccontato che in questo momento questo lavoro di ricercatrice l'ha dovuto un po' mettere da parte per fare altro. E quindi ancora grazie e lascio la parola. Allora, anch'io vi ringrazio la Presidenza e il Consiglio diocesano per questo gradito invito e vi porto il saluto del Presidente nazionale, anche del responsabile nazionale della CR, un saluto che non è formale, ma ci racconta un po' l'attenzione di tutti i livelli e quindi l'attenzione e la cura. Un saluto e un ringraziamento per quello che ciascuno di noi quotidianamente dona all'associazione, nella bellezza, nella fatica, nei dubbi e anche in quelle che pensiamo siano conquiste. Quindi davvero grazie perché ciascuno è generatore di questa esperienza associata, quindi siamo qui oggi con questo stile, con questo intendimento, con quell'atteggiamento anche, se volete, di gratitudine, quella gratitudine che contraddistingue chi ha ricevuto un dono. Per me questo è l'Azione Cattolica, un dono, una chiamata all'amore per amore. In fondo il nostro Vittorio Bachelet ci diceva qualcosa del genere, no? Che è un insieme di persone, l'associazione, che si vogliono bene, che camminano insieme, no? E allora il voler bene, il trovare il bene, il provare a raccontarlo è innanzitutto per me un dono che ho scoperto anch'io, come ciascuno di voi immagino, all'interno di una parrocchia, all'interno di relazioni, all'interno di figure che sono state significative e che mi hanno aiutato un po' a provare a scoprire come essere me stessa nella massima gioia. Questa è una citazione non dotta, ma diciamo è la citazione di quello che alcuni dei nostri ragazzi in questo momento, in questi mesi, hanno seguito in maniera avida. Se qualcuno di voi ha visto l'ultima puntata di ieri di Che Dio ci aiuti 5, che ha tenuto incollati alla televisione tutti i nostri più o meno ACRI, avrà sentito tra i vari passaggi questo dialogo, no, tra Suor Angela e la povera Ginevra, che insomma in tutte queste serie non capiva dove voleva andare, e Suor Angela a un certo punto gli dice Gesù non vuole che tu sia una suora, vuole che tu sia te stessa nella massima gioia. Di solito questi sono dei passaggi dove voglio dire ci facciamo una bella figura, insomma anche la suora ci ha fatto una bella figura in questo caso,
Allora, è stato per me diciamo, questo incontro, questo dono dell'associazione davvero la scoperta e la bellezza di come essere me stessa con tutti i miei limiti e con tutte le mie fatiche, e i limiti ne ho tanti, anche caratteriali che sono notevoli, però di essere me stessa nella massima gioia. Allora proverò a raccontarvelo e provando a raccontarvela proverò anche a tracciare un po' alla luce del cammino che ciascuno di voi ha intrapreso o che sta intraprendendo, proveremo a tracciare insieme delle piccole attenzioni, dei piccoli passaggi che possiamo mettere in atto, anche per provare a riattualizzare il nostro progetto formativo. È in cantiere in questo momento all'interno del Consiglio nazionale anche una riflessione su come in qualche modo rivedere, riraccontare alcuni passaggi del nostro progetto, non perché non sia ancora attuale, ma perché ci sono delle sfumature, no? E delle attenzioni che con l'esperienza di vita di ciascuno, col quotidiano, anche con la complessità del contemporaneo, hanno bisogno che ciascuno si impegni a ridire ancora certe cose. Quindi proveremo anche a dare delle chiavi nuove, quindi quando voi lo leggerete, lo condividerete insieme, provate a ripensarlo anche alla luce di quelli che sono i bisogni che anche il nostro servizio in questo momento ci chiede. Certamente, quindi vi dicevo, sono qui con quel senso di gratitudine che diciamo, alimenta chi riceve un dono, e la vocazione al servizio educativo è per me un dono prezioso tanto quanto la vita che il Signore mi ha dato. Certamente uno forse dei doni più grandi che mi è stato fatto, un dono da custodire, da condividere, da moltiplicare, non quindi qualcosa da tenere per me. Ecco che allora quell'attenzione su cui voi vi siete soffermati anche nel secondo incontro è veramente forte in questa esperienza associata, ed è anche una fortuna per noi, la forza dell'insieme. Nessuno viene mandato come un kamikaze a far danno nelle parrocchie, ma grazie a Dio siamo supportati nel bene e nel male, e soprattutto anche per, in alcuni casi rispetto ad alcuni incarichi, per un tempo limitato, quindi possiamo fare bene ma possiamo fare danni per un tempo diciamo limitato, e troviamo la fortuna di avere persone che ci aiutano a rileggere alcuni passaggi perché siano generativi per noi, perché siano vita. Allora questo dono ha anche a che fare con quel momento importante e decisivo della ricerca di noi stessi. Io mi trovavo a passeggiare all'interno del cortile dell'oratorio che è annesso alla mia parrocchia. Io oggi vengo da Roma, ma in realtà vengo da Cefalù. Adesso sembra un messaggio spot turistico, lo faccio. È una ridente cittadina siciliana che si trova sul mare, ha una cattedrale bellissima, vi consiglio di venire a vederla quanto prima. Evitate il mese di agosto se non volete essere sommersi diciamo dal turismo ahimè di massa. Allora, in questa cittadina c'è una realtà che è quella dei Giuseppini del Murialdo, quindi io ho vissuto la mia esperienza, la mia prima esperienza diciamo associativa e anche l'impegno parrocchiale all'interno di questo contesto. E quando più o meno insomma ancora non avevamo gli orari per poter farci fare la passeggiata lunga, quella di sera, che si tornava tardi, ma i tempi erano limitati, di solito ci trovavamo in oratorio e facevamo la passeggiata dentro l'oratorio sotto il colonnato, pensate, diciamo, e quindi tutto sommato era un pomeriggio, credo fossero le 18. Ricordo bene che stavo facendo con delle mie amiche, stavo proprio facendo il giro di questo porticato, non una, due, tre volte. A un certo punto da una stanza esce fuori Michele. Michele era stato, diciamo, fino a poco tempo prima il mio educatore ACR. Michele, con la solita grazia di un elefante che lo contraddistingue, mi prende per il braccio e mi dice: Claudia, tu dovevi venire a questa riunione, però per un problema di comunicazione, sentite un po', ci siamo scordati di dirtelo, devi venire dentro. Quindi io che stavo facendo il mio giro ho dovuto salutare immediatamente, ho detto scusate, perché
più o meno di solito quando mi si chiedeva una cosa oppure devi fare questa cosa, a meno che non si trattasse, diciamo, di tirare qualcosa in testa a qualcuno altro, più o meno sono stata sempre abbastanza incline a dire di sì. Quindi mi sono trovata in questa stanza dove c'erano ben 10 educatori che io più o meno, diciamo, conoscevo perché li avevo visti al gruppo giovanissimi, qualcuno al gruppo giovani, che avevano tutti quanti davanti le famose famigerate guide ACR, ciascuno con la loro guida tutta aperta, tutti, diciamo, sul tavolo di studio. Sembrava, pensate, l'ansia di uno che pensava di passare un pomeriggio per distendersi, la passeggiata con le amiche, e trova questi in fase di studio e mi mettono davanti la prima parte delle guide. Non so se qualcuno di voi certamente avrete visto una guida CR. C'è quella famigerata prima parte che forse non tutti leggono, ma è bene leggere, che spiega il metodo, il come, il perché, e quindi erano tutti in assetto di studio. Ho detto, scusate, come vi posso aiutare? Che ci faccio qui? No, sai, avevamo pensato, se ti fa piacere, a noi farebbe piacere che tu accompagnassi insieme a noi un gruppo di ragazzi. Bello, a fare cosa? Dice, quello che tu stai facendo nel tuo cammino personale. Ti va di aiutarci ad accompagnare i ragazzi a conoscere, a fare esperienza di questo Gesù all'interno dell'ACR? Avete presente quei fumetti, no? Quando ci sono quei pallini e nelle varie teste ci sono frecce, stelle, no? Io mi sono sentita in quel momento, ve lo confesso, molto onorata, perché sapevo che cos'era la CR, perché io c'ero stata alla CR e mi sembrava una cosa talmente grande, una di quelle conquiste che tu dici, proprio io. Ed era così, sembrava così, proprio io che pensavo di vivere il mio pomeriggio tranquillo, che insomma non avevo nient'altro da fare, proprio io ero stata convocata a questa riunione importante dove c'erano tra l'altro dei rispettabilissimi educatori che avevano una sfilza di esperienza, e io, che diciamo, per chi mi conosce ovviamente ride quando lo dico, sono stata zitta tutto il tempo, che per me è difficile, molto difficile fare silenzio. Sono stata zitta tutto il tempo cercando di capire, e dentro la mia testa però pullava quella richiesta bella: ti va di aiutarci ad accompagnare questi ragazzi, ti va di stare con noi? E io veramente non sapevo. Poi cominciò, diciamo, arrivava l'orario, non credo di aver avuto ancora il cellulare, quindi comunque arrivava l'orario, io dovevo tornare a casa, quindi ho cercato di prendere tutte le informazioni possibili, gli ho chiesto di farmi sapere qual era il prossimo appuntamento, ho detto scusate, devo andare perché insomma devo tornare a casa. Quindi quando sono arrivata a casa, insomma, ho fatto queste scale di corsa, vado da mia madre: mamma, Michele mi ha chiesto se voglio fare l'educatrice ACR. E mia madre, insomma, che era, voglio dire, era contenta di questo percorso già da prima, ha detto: mi sembra una cosa molto bella, e tu che gli hai detto? Ah, non lo so, penso di avergli detto di sì, comunque gli ho detto di farmi sapere qual era la prossima riunione. E allora, diciamo, dopo questa goffaggine iniziale è cominciata questa avventura con un gruppo 911. Questo gruppo è stato una bella, come dire, dose di... è stato proprio un terreno di messa alla prova, perché erano scalpitanti, erano tutti dei soggetti molto creativi, erano tanti, e ognuno di loro, diciamo, aveva una caratteristica principale. C'era Fabrizio che veniva con la sua tutina verde e blu, no scusate, era verde e blu, era Alessandro, lui ce l'aveva blu e nera perché era interista tra l'altro, e Fabrizio aveva un ragazzo allegro, un ragazzo vivace, ma non riusciva a stare fermo, e quindi aveva queste gambe che si muovevano in continuazione. La prima, la seconda... Fabrizio, per favore, ma puoi stare fermo? No, non ce la faccio perché mi hanno fatto così. E quindi Fabrizio aveva la sua Irene, che era la migliore amica di Lucia, doveva stare sempre accanto a Lucia, e guai se la mandavi, se la spostavi da un'altra parte. Quindi con questi scalpitanti 911 inizia un po' l'avventura, un'avventura di affiancamento, che poi pian piano ha portato, adesso non vi racconto proprio tutti gli anni, se no insomma non ce la facciamo, che poi ha portato pian piano
a far sì che questo cammino continuasse, ed è diventato un appuntamento fisso, a parte il mio incontro settimanale con il gruppo Giovanissimi e poi con il gruppo Giovani. Si sono cominciate ad aggiungere, ve la racconto proprio in questi termini e poi capiremo perché, le riunioni in preparazione, diciamo, all'incontro con i ragazzi, e quindi le riunioni di formazione del gruppo educatori, insieme naturalmente agli incontri del gruppo Giovanissimi e di quello Giovani dopo. Poi ci sono stati gli incontri zonali. Poi per caso Michele ha detto: guarda, Michele era diventato nel frattempo responsabile diocesano dell'ACR, stiamo facendo, diciamo, un po' come dire, un giro, una raccolta dei membri dell'equipe diocesana, allora dobbiamo, per la nostra zona, ti va di venire in equipe diocesana? Andiamo in equipe diocesana, quindi nel frattempo comincia l'avventura in equipe diocesana. Poi dopo Michele, Francesca dà il suo sì per la responsabilità in parrocchia e poi anche in diocesi, e poi a un certo punto uno comincia, come dire, a confondersi e tiene insieme i livelli. Però c'è una cosa che in questa confusione iniziale, no, però piena veramente di bellezza, non so se riesco a trasmetterlo, ma veramente io mi sentivo felice, perché mi sembrava così assurdo che proprio a me era stato fatto questo regalo, che io non stavo nella pelle quando arrivava l'appuntamento settimanale della programmazione e l'incontro con i ragazzi e tutte le cose che tu provavi a pensare e preparare per loro, che sistematicamente ti venivano smantellate in un batter d'occhio, perché poi loro erano bravissimi a demolire tutto quello che tu avevi pensato potesse essere utile per loro. Ma questo era molto stimolante, perché ti faceva capire che quello che tu pensavi fosse il bene per loro non necessariamente coincideva con quello che era realmente il bene per loro. Allora ti cominci a fare delle domande. Quindi certamente in questo cammino io ho cominciato dentro di me a ringraziare non solo il Signore, ma anche quelle persone, quei volti che avevano provato a scommettere su di me, con tutti i miei limiti, con tutte le mie mancanze. Questo perché qualcuno si era accorto di una predisposizione, qualcuno si era accorto semplicemente della mia vita e mi aveva offerto un po' del suo tempo. Penso che questa premura che io ho ricevuto, penso sia davvero un po' l'essenza stessa di un impegno educativo, l'essenza stessa di chi intraprende un percorso di accompagnamento. È come se qualcuno ha intercettato un riflesso della sua bellezza in te e ha detto così, ha scelto con generosità insieme agli altri di mettersi accanto a te, di accompagnarti a fare emergere, a tirar fuori il tuo futuro, che poi è il futuro della tua comunità, che poi è il futuro della tua città. Insieme voi avete provato, no, a tirar fuori queste parole: stare insieme, crescere insieme, credere insieme. È proprio così, è l'insieme che mi aiuta a prendere forma, è l'insieme che poi mi aiuta a dare forma, a regalare forma all'altro. Allora perché continuavo a dire sì? Perché non c'avevo niente da fare? Vi assicuro di no, perché dopo avevo quasi finito la scuola media, sì, ero un po' piccolina per gli standard, però insomma mi hanno messo in affiancamento, quindi non facevo danni da sola. Però poi ho cominciato a fare il liceo classico e la mia professoressa di latino e greco mi teneva inchiodata alla sedia fino alle 10 di sera, lei e tutte le versioni, poi da noi c'era un elemento interessante, non c'erano le interrogazioni, non ci chiamava lei, ma era la chiuche, che in greco è la sorte, era la sorte che ci chiamava. Quindi lei aveva un pacchetto con diciamo, come si chiama, così della tombola, esatto, e estraeva praticamente questi numeri e faceva la somma
rispetto al numero che ti era capitato in elenco. Guarda caso questa sorte beccava più o meno sempre le stesse persone, che erano quelle, diciamo, che lei era sicura che non la mettevano in difficoltà, però capirai questa più che, diciamo, che imperversava sempre su di te. E quindi certamente non perché non avevo del tempo, però ho pensato che se quello slancio di generosità e di passione che qualcuno, quell'educatore, che Michele, che Padre Antonio avevano provato ad investire con me e su di me, se quello slancio ha reso bella la mia vita, e l'ha resa bella allora ma l'ha resa bella anche dopo, se quello slancio l'ha resa bella, se quello slancio l'ha messa in discussione, se mi ha fatto dire che per accompagnare questi piccoli io mi dovevo informare, dovevo studiare, dovevo stare dentro le loro storie, le loro cose, dovevo conoscere le loro famiglie, se mi ha, come dire, innescato nel cuore quel processo bello di desiderare di andare sempre a fondo, di andare oltre, allora questa scelta, questo voler anch'io prendermi cura dei piccoli di qualcun altro era la più bella promessa di futuro che potessi rivolgere al mio tempo, alla mia storia, alla mia città e poi alla mia associazione. Quindi è questione di regali, ma è questione anche di relazioni. Probabilmente se non avessi avuto degli educatori meravigliosi non mi sarei appassionata. Probabilmente se qualcuno non mi avesse dedicato quello sguardo di amore pieno che era il suo, sarei altrove. Però è nata così. Se io l'avevo ricevuto e se l'avevo ricevuto così forte, non potevo che regalarlo ad altri. E quindi questa scelta in qualche modo si è sostanziata da questo bene. Certo, non è stata una scelta che ho fatto una volta e per sempre, non è che ci ho messo la firma e poi, diciamo, questo curriculum si è allungato, questa esperienza, non dici sì una volta per tutte, tant'è che c'è anche l'adesione, no? Ma al di là di quello, ogni giorno, ogni anno tu ti chiedi e ti domandi e ti interroghi sul senso di questo servizio, sul senso di questo stare, di questo accompagnare i piccoli. È un ripensamento costante, personale, ma anche attraverso le persone che ci sono state messe accanto e anche attraverso, appunto, in particolare quelle che ci sono affidate. Quindi il sì di ciascuno, il mio sì, ma immagino anche il vostro, passa innanzitutto per un atteggiamento che è quello del ricordare, del riportare al cuore, del fare memoria di quel momento, di quei luoghi, di quei volti e di quella domanda, soprattutto, che attraverso qualcuno il Signore ha posto alla mia vita. Quella domanda che mi ha rivolto personalmente, che mi ha interrogato profondamente, che mi ha spinto ad accogliere questo invito, come quella mano di Michele che mi ha tirato dentro. Vieni, dovevi essere qui per un problema di comunicazione, poi questi problemi vi assicuro non ce li abbiamo avuti più, anzi sono stati peggio, però quella spinta forte attraverso qualcuno. Allora, ritornare a quella domanda, ritornare a quei volti mi ha permesso e permette a ciascuno di ritornare un po' alle radici, di rinvigorire anche le radici della propria fede, della propria storia personale e associativa e in definitiva anche un po' quelle della nostra umanità. È un po' quel passaggio in ascolto anche costante di quel disegno che, come il Papa ci ricorda in Gaudete ed Exsultate, ti invita a prestare attenzione a che il cielo, voglia il cielo che tu possa riconoscere qual è quella parola, quel messaggio di Gesù che Dio desidera dire al mondo attraverso la tua vita. Lasciati trasformare, lasciati rinnovare, fa sì che affinché ciò sia possibile, lasciati plasmare dallo Spirito, perché affinché ciò sia possibile, così la tua preziosa missione non andrà perduta.
perché il Signore la porterà a compimento anche in mezzo ai tuoi errori, anche in mezzo ai tuoi momenti negativi, purché tu non abbandoni quella strada dell'amore e rimanga sempre aperto a quell'azione soprannaturale che purifica e che illumina. Non l'ho capito subito questo, ci sono voluti degli anni per capire che quale fosse quella parola, e ancora me lo chiedo, ogni giorno me lo chiedo, qual è quella parola, quel messaggio che Dio attraverso la mia vita e la mia esperienza vuole portare agli altri. Mi faccio poche domande, il giusto e necessario, perché so che intanto il Signore mi ha già salvato, quindi non è un problema mio andare oltre, ma al di là di questo lo Spirito permette che sia possibile. Allora, ricordare, quindi siamo partiti da un dono e poi siamo partiti dall'importanza del ricordare, ma anche del raccontare. Nella mia esperienza un elemento vincente, quello che mi ha davvero aiutato, quello che mi ha accompagnato, che mi ha convinto, è stato il racconto, il bel racconto dell'esperienza associativa, ma anche dell'esperienza in generale ecclesiale, del rapporto con il Signore che qualcuno ha fatto, che i miei educatori hanno fatto. Vedete, forse uno dei motivi per cui a volte qualcuno ci sta così debitamente alla larga è anche perché noi non siamo molto bravi a raccontare la bellezza di quello che viviamo, non si capisce neanche dai nostri volti, dalla nostra espressione, perché a volte siamo talmente aggrovigliati dalle cose da fare. Guardate, quando è uscito l'itinerario che traduceva il capitolo 5 del progetto formativo a misura di ragazzo, Bella è la CR, io ho pensato a questa espressione. Ai tempi ero responsabile diocesana della CR e c'era stato chiesto dal Centro Nazionale di riflettere su una parte del documento. Quando è arrivata questa comunicazione, io ho finito l'incontro in parrocchia ed ero distrutta. Avevo una faccia che insomma veramente tutto sollecitava tranne che l'accoglienza, la buona disposizione e tutto il resto. In quel momento mi risuonava questo strumento, questa parte che diceva bella è la CR. E io pensavo, ma i ragazzi che mi incontrano come faranno a capire che è bella è la CR? Perché è bello essere cristiani dalla mia faccia in questo momento, adesso. E questo mi ha portato a pensare che l'accompagnare aveva a che fare anche con una buona narrazione, con una narrazione distesa di quello che vivi e che sei. Probabilmente molti di voi conosceranno la storia delle 1001 notte, è vero? C'è questa storia bellissima di questo re di Persia che, ferito dal tradimento di sua moglie, ha pensato bene di mettere in opera questo tragico rituale di uccidere tutte le donne che sposava dopo la prima notte di nozze. Quindi pensate un po', insomma, queste fanciulle in che disposizione d'animo si trovavano. Sherazad, che era figlia del Gran Visir, decise di fare qualcosa per cambiare questa prassi e quindi che cosa fa? Sceglie di raccontare una storia rimandando il finale di questo racconto, di questa narrazione piena di suspense al giorno successivo. Così per ogni notte, tutto il tempo, fino a quando, notte dopo notte, Sherazad ebbe salda la vita e conquistò il cuore del re. Allora, la buona narrazione, questo non significa che dovete tenere la gente, perché sennò produciamo l'effetto contrario e potrei anch'io essere sulla buona strada, quindi state tranquilli che così non succederà, però la buona narrazione ci aiuta, e per me è stato così, a suscitare, accompagnare e alimentare vocazioni al servizio educativo, ci aiuta a far sì che le persone che ci vengono messe accanto possano sperimentare attraverso il nostro racconto quello che magari non può essere, non si può cogliere immediatamente perché non l'hai sperimentato. Sherazad, anche se era una ragazza giovanissima, aveva capito una cosa, aveva ascoltato
e aveva trovato un posto nel suo cuore per innumerevoli storie. Questa è un po' la bellezza dell'accompagnare e la bellezza di un'esperienza che ha a che fare col narrare, far sì che ci sia un posto nel nostro cuore dove noi teniamo la bellezza di quello che viviamo, di quello che siamo, di quello in cui crediamo, per poterla raccontare. L'esperienza ha un valore in sé, e questo, diciamo, è quello che ho sperimentato, se innanzitutto è accompagnata dall'intelligenza, dalla capacità di entrare dentro la storia, facendola poi interagire con la propria vita e facendola riemergere di nuovo. E così la narrazione ha sempre il sapore della novità, diventa affascinante. Pensate un po' a quando raccontate una bella storia ai piccoli, no? Ci sono quegli occhi sgranati che luccicano e che sono lì in attesa di sapere come va a finire. Allora un po' lasciare, no, il sapore di una storia di una bellezza che tu hai sperimentato, ma che però in qualche modo deve essere completata dall'altro. Questo aiuta, diciamo, a creare un accompagnamento che sia reale. Per questo il buon racconto, la buona narrazione ha anche a che fare con l'incontro tra le generazioni. Piccoli, grandi, giovani, adulti, tutti quanti sono chiamati a trasmettere una bellezza che non è condivisione di nostalgie. Non so se vi è mai capitato, a me è capitato ad esempio l'incaricata regionale ACR che c'era prima di me mi ha detto: guarda che cosa bella che abbiamo fatto nel 1997. Era un libretto dei canti di un incontro regionale. Questa è stata una cosa bellissima, però lei me lo disse, diciamo, intorno al 2011, che per carità certamente era stata una cosa bellissima, ma non era possibile che quella era l'unica cosa bellissima che lei avesse vissuto. Allora, questo racconto, questa esperienza bella non ha a che fare con la condivisione di una nostalgia. Nasce però da una memoria che diventa, come dire, che si traduce ancora nel quotidiano. Non è una marcord, tiro fuori tutti i gadget di tutti gli incontri e gli eventi nazionali a cui ho partecipato e dico: ah, quando io andavo. No, è qualcosa che io sto ancora vivendo. La buona narrazione è credibile se è un'esperienza che fa parte ancora della mia vita, del mio presente, non qualcosa che io in qualche modo ho messo in un angolo e te la racconto così com'è, ferma, senza, diciamo, tutto quello che un po' l'ha accompagnata dopo. Insomma, il racconto degli educatori che mi hanno preceduto mi ha fatto venire voglia di leggere e scrivere nuove pagine, non solo di leggere quelle vecchie, ma di leggerne e scriverne di nuove. Quindi ricordare, abbiamo detto, raccontare, quindi non la buona narrazione dei nostalgici, ma una testimonianza di chi vive ancora con passione. Un altro passaggio che è stato per me fondamentale, che credo sia fondamentale in un percorso di accompagnamento, ha a che fare con una cura particolare, che è quella della vita interiore. Attenzione però, perché in questo cammino, diciamo, di santità, alla fine, diciamocelo, il Papa ce l'ha detto molto bene con la Gaudete et Exsultate. Credo che questa sia un sospiro di sollievo per tutti. Piccoli, fallibili, sgangherati, per tutti c'è posto in questo cammino di santità, siamo tutti chiamati a questo cammino. Allora, in questo cammino di santità la cura della vita interiore di un educatore dell'AC è un passo importante, è stato un passo importante del mio cammino. Una cura che certamente è stata faticosa, perché piena di dubbi, di fatiche, soprattutto quando tu investivi tanto tempo nel preparare poi quel percorso, quell'attività non andava a buon fine così come tu te l'hai immaginato, allora ti chiedevi dove ho sbagliato. Allora c'erano dei momenti di sosta che ancora non capivo bene quanto fossero fondamentali, e poi qualcuno mi ha aiutato a capire. L'Azione Cattolica tutta, del resto, ha
da sempre costantemente cercato di essere, di offrire questo cammino di santità. Lo vediamo, tante persone hanno preso coscienza di quel cammino, una dicevo l'ho salutata questo pomeriggio, no? La figura anche del Beato Toniolo, tante persone hanno preso coscienza di questa importanza della cura comune verso tutti i battezzati. Alcuni sono stati proposti anche come testimoni, e in questa cura che è una tensione veramente per la vita intera, per la vita tutta, è una cura che va oltre se volete la spiritualità del genitivo, qualcuno la chiama. In questi anni un po' ci siamo legati a queste spiritualità del genitivo. Che voglio dire? Che c'era l'incontro di preghiera degli educatori, che c'era l'incontro di preghiera degli adulti, che c'era l'incontro di preghiera dei ragazzi, e noi ci siamo sostanziati di queste spiritualità del genitivo, pensando che ci fosse una spiritualità che fosse singola per ciascuno. In questi anni poi ho imparato che non perché, attenzione, adesso non perché non sia importante tenere presente le condizioni di vita, l'appartenenza anche di servizio ecclesiale di ciascuno, però è importante anche nella preghiera, anche nel cammino spirituale, ricordare i momenti comuni. Forse l'interiorità che il nostro progetto ci rimanda, forse dico in passato, l'abbiamo un po' troppo interpretata in solitaria e molto poco in dimensione comunitaria. Allora, quello che ho imparato in questo percorso e che anche lì mi ha fatto tirare una boccata d'aria buona, è stato proprio questo, l'importanza di ricordare gli elementi comuni, perché la vita spirituale non era conseguenza del mio ruolo, non era conseguenza del mio essere educatore, del mio essere responsabile, poi del mio essere incaricata regionale, poi membro delle commissioni degli itinerari formativi, poi membro dell'ufficio centrale e ora consigliere nazionale. Non è legata al ruolo, casomai può essere l'origine, casomai può essere pure la condizione di quello che io sto vivendo, ma la cura della mia vita spirituale, la dimensione della mia vita spirituale è necessario che sia sostanziata da un insieme. Ecco perché mi piace più l'attenzione alla dimensione spirituale di tutta l'associazione e non dei suoi compartimenti, perché se non cresciamo spiritualmente insieme non cresce nessuno. Non è che se gli educatori ACR fanno più incontri di spiritualità sono più bravi degli educatori di giovani. Se non cresciamo insieme non cresce nessuno. Quindi proviamo anche ad abbattere un po', a volte queste cose un po' ce le facciamo, adesso non so voi, però in generale questa rivalità un po' l'abbiamo sperimentata negli anni. Questi sono più bravi perché fanno più incontri di preghiera. Non funziona proprio così, almeno ho imparato che non è proprio così. Quindi una cura spirituale che ha tanti strumenti. L'associazione mi ha offerto tanti strumenti, anche poi a livello nazionale mi ha ricordato proprio dei luoghi e degli strumenti che mi accompagnassero in questo percorso. Penso agli incontri di Spello, in questo momento è in corso un weekend di spiritualità. Il piccolo polmone, una piccola sosta di grazia che dà la possibilità a ciascun socio di non fermarsi, ma di continuare l'ordinario di quello che vive nella bellezza di un luogo che mi riporta all'originario anche della mia esperienza associativa. Penso ai quaderni, ad esempio, ai quaderni di Spello, che ritornano a dare un po' il ritmo e la dimensione di un cammino che è personale ma che è comunitario e che ha la forza dell'insieme. Questa vita associativa poi mi ha aiutato a sperimentare anche direttamente questa cura che, e lo sottolineo perché questa penso sia la mia salvezza, non è lasciata alla responsabilità personale. Anche questa cura spirituale, questa dimensione, lo sottolinea ancora, l'insieme. Tutta la comunità è chiamata, tutto il consiglio parrocchiale, tutto il consiglio diocesano.
non è che preparo un educatore, lo mando nella fossa dei leoni e poi non mi interesso e non accompagno più tutto il resto del percorso. Quindi anche la cura di questa dimensione costante. Il fatto che la mia parrocchia, la mia diocesi, che poi anche a livello nazionale ci sia stato sempre qualcuno che mi abbia dato la possibilità di condividere questa dimensione insieme ad altri, fa la differenza della mia vita, anche quando ci sono quei momenti di fatica che sono per tutti, quei momenti di dubbio, di crisi che ci sono per tutti. La forza dell'insieme cura quelle ferite che possono diventare feritoie per far sì che una luce risplenda di nuovo. Allora abbiamo detto, siamo partiti da un dono da ricordare, un dono da raccontare, un dono che implica la cura della mia vita interiore e un dono poi che ha una traduzione. Cioè questo accompagnare, e qui si gioca in maniera forte questa dimensione, questa esperienza del mettersi accanto a qualcuno. Guardate che accompagnare è faticoso, perché a volte pensate proprio al gesto, no? Con i piccoli li si prende per mano, ma non tutti vogliono essere presi per mano. Ci sono quelli che camminano avanti da soli e allora tu stai un po' più indietro. Ci sono quelli che non vogliono proprio farsi vedere con te e allora camminano molti isolati avanti. Allora, qual è la traduzione di questo accompagnamento? Per me è stato quello di amare e far amare. Ciò che io per prima ho cominciato ad amare, ciò che io per prima ho cominciato ad assaggiare. Quest'anno la CR lavora molto sulla dimensione del sapore. Nel convegno educatori siamo stati chiamati a scoprire il sapore, qual è quel sapore che dà gusto alla mia vita, che mi aiuta a conoscere quell'ingrediente particolare che rende quel piatto bello e ricco per me. Solo se l'ho sperimentato posso far sì che ad altri torni questa esperienza d'amore. Certamente una delle traduzioni più importanti di questo impegno di accompagnamento è quella della dimensione della carità. Carità che non è soltanto che non ha soltanto una dimensione propriamente come dire parrocchiale, no? Che si limita alla dimensione comunità, ma carità diventa anche e si traduce anche nel valore sociale, nel valore civile, quindi non solo ecclesiale che questo gesto ha. Ecco, allora perché ciascuna delle persone che accompagniamo, perché un ragazzo, perché un giovane sperimenti davvero la sua dimensione di missionarietà, è necessario che un gruppo educatori provi a mettere quel ragazzo, quel giovane nella condizione di farlo ogni volta che vi è l'occasione, abbandonando un po' quei proclami a volte teorici che facciamo, offrendo delle scelte più concrete per abbracciare anche la complessità del vivere, per abbracciare anche un po' pienamente questa dimensione della santità. Quindi ciascuno, anche questo mi ha confortato e consolato, ciascuno è chiamato alla missione, perché ciascuno ha la possibilità di mettersi in ascolto delle esistenze. E una cosa che ho sperimentato, ne chiacchieravamo anche oggi a tavola, è che mettersi di fronte all'altro, di fronte ai ragazzi, di fronte ai giovani in maniera diciamo davvero nuda, davvero aperta, ti permette di scoprire dei mondi, una creatività ma anche una profondità che ti spinge a tua volta ad andare a fondo, a tornare, non guardare la quotidianità di ciascuno, non a prescindere da questi legami, a prescindere da questa esperienza, ma a partire da quella persona, da quella vita, da quell'esistenza, nella certezza, ce lo ricorda bene anche Papa Francesco, che nessuna condizione umana è esclusa dal cuore del Padre. Questo è un po' anche l'attenzione, la certezza che
che ci accompagna. Noi non entriamo, un'altra cosa che mi ha fatto bene, che ha fatto bene alla mia vita, è che ha permesso che con gratuità, non senza diciamo un po' di preoccupazione, ma liberamente io potessi dire il mio sì, lo potessi rinnovare tante volte, è il fatto che le persone che si sono accostate a me non sono entrate dentro di me come in una fortezza, come si entra dentro qualcosa che è chiuso con lucchetto, a volte no, con una spranga, sbattendo, ma c'è un'espressione molto bella di Don Primo Mazzolari che si avvicina molto all'esperienza che ho vissuto e che penso possa essere utile anche per chi vive questo accompagnamento. Alle persone ci si accosta come quando ci si accosta ad un bosco, si entra in un bosco durante una bella giornata di sole, quindi con affetto, in maniera rispettosa, fraternamente, e soprattutto queste persone sono entrate nella mia vita, ma non ci si sono installate dentro, non hanno occupato uno spazio immediatamente, non hanno annullato tutta la mia esistenza, ma sono entrate in punta di piedi come ospiti, con una dimensione di riguardo, di ammirazione, senza calpestarmi. Questo mi ha convinto a non scappare, questo mi ha convinto a dire sì, questo mi ha convinto a dire che forse questa meraviglia che in qualche modo io vedevo e sperimentavo nei loro occhi poteva essere una dimensione bella per me, un regalo bello anche per me. Quindi la forza è che noi ci poniamo a servizio delle persone, non per come vorremmo che loro fossero, ma per come realmente sono, e questa è anche la nostra forza liberante. Non dobbiamo costruirci, costruire anche, tante volte si parla di tecniche, no? Io sono un po' allergica. Qual è la tecnica per risolvere quel problema? Qual è la risposta, per come se ci fosse un manuale precostituito? Oppure pensate, diciamo, a quando ci sono quegli elenchi, i punti essenziali dell'educatore. Noi adesso lo faremo pure un gioco di questo tipo, però senza assolutizzare. Pensate, sembrano quasi delle ricette, la ricetta del buon educatore, una cosa terribile, come se non ci fosse l'incontro, come se l'incontro non mi sostanzia, come se l'incontrare non è sempre nuovo, non mi dà elementi nuovi, è come se le situazioni fossero tutte uguali, o peggio, le persone fossero tutte uguali. Vi avevo parlato di una ricetta. Sì, io sono un po' restia alle ricette, però pensavo ad una cosa e ripensando anche un po' alla mia esperienza, alcuni anni fa ho fatto un esercizio. Sapete che la prima cosa che noi impariamo quando andiamo a scuola è l'alfabeto. Proviamo attraverso quello, impariamo le lettere e poi proviamo a tradurle in parole, no? Proviamo a scoprire. È proprio il primo esercizio che compiamo. Allora un po' ho pensato a questa elaborazione, no? All'imparare dell'alfabeto, quindi questo processo grazie al quale abbiamo imparato a leggere. Mi sono soffermata proprio sul servizio educativo. In qualche modo anche questa esperienza è stata un'esperienza in cui ho imparato a leggere quello che il Signore diceva alla mia vita, ho imparato a leggere altri, ho imparato a leggere quello che il mio tempo, la mia storia, la mia città stavano vivendo e mi volevano dire. Allora, alcuni anni fa ho provato a declinare un alfabeto dell'educatore DAC, ovvero tutte quelle cose di cui non possiamo fare a meno per imparare a leggere la nostra relazione con le persone che il Signore ci ha messo accanto. Ovviamente era legato, diciamo, ad un contesto particolare. Io ve lo leggo e dopo vi chiedo di fare una cosa. Ci state? Vi ho distrutti abbastanza, adesso arriva proprio la botta finale. Allora, vi leggo il mio alfabeto, che ovviamente era legato nel contesto di un'esperienza. A.
ho immaginato di parlare ai ragazzi che avevo davanti e ho provato a dirgli queste cose. A è l'accoglienza che ti posso donare. B è la bellezza di cui ti voglio parlare. C è la catechesi che la tua fede fa maturare. D è il dono della mia vita che a te voglio fare. E è l'ecclesialità che mi ricorda che nel cuore della Chiesa ho scelto di stare. F è la fede nella quale ti voglio accompagnare. G è la gratuità del servizio che a te ho scelto di dedicare. H, questa era difficile, è l'humanitas, ovvero quella benevolenza e attenzione che ti devo riservare. I è l'interiorità che all'umanità piena mi permette di arrivare. L è il lasciare, caratteristica fondamentale del discepolo che devo esercitare. N è Maria, che mi insegna a saper ascoltare, riflettere, contemplare. M è la novità, ovvero il coraggio dell'originario a cui devo tornare. O è oltre il gruppo, nella strada, nella città, poiché anche là mi posso formare. P è la preghiera, che la comunione con il Signore mi fa sperimentare. Q è il quotidiano, in cui mi gioco la mia capacità di educare. R è la responsabilità, che il senso del valore della mia vita mi fa coltivare. S è la sequela, che mi ricorda che dietro il maestro io devo stare. T è la trasmissione della fede, che a te mi sono impegnato a portare. U è l'unitarietà, che le cose insieme mi spinge a pensare. V è la vocazione, quel sì per il Signore che il mio cuore ha fatto risuonare. Z è Zaccheo, sei tu mio piccolo amico, oggi Gesù ti vuole incontrare. Ovviamente c'era Zaccheo di mezzo, quindi era legato ad un periodo particolare, però ho provato a fare questo esercizio. Adesso vi restituisco il testimone. Mi piacerebbe che ciascuno, sulla base dell'esperienza che sta vivendo in questo momento, provasse a riscrivere il suo alfabeto dell'educatore, il suo alfabeto dell'accompagnatore, dei piccoli, dei giovani, degli adulti, che provassimo a fare questo esercizio. Perché vi chiedo di fare questa cosa? Perché per dare ho bisogno di ritornare sempre alle radici del mio stare, del mio credere, del mio crescere insieme ad altri. Anch'io rifarò il mio alfabeto, perché adesso sono cambiate, alcune cose ritornano, sono rimaste, altre si sono aggiunte, si sono rinnovate. Allora vi chiedo di fare questo esercizio, vi chiedo di farlo per ritornare alle radici del perché ho scelto di fare questa strada. Il perché mi sembra chiaro, ma perché ho scelto di fare questa strada? Perché devo fare l'educatore? Questo tempo è vostro, vi prendete un foglio, vi prendete tutte le lettere dell'alfabeto e vi chiedo di fare questo sforzo e poi proviamo a metterli insieme. Se qualcuno non ha il foglio del pennello, io. Pensavate di ascoltare solo, e invece anche stasera andare avanti, ragazzi. Pochissimo. Sì, esatto. Personale ognuno, non copiare.
Dobbiamo scrivervi l'alfabeto dalla bassa. D. Fabio. No. Non Fabio, ma sono io, ho scritto Fabio. Io ho messo divano come la tentazione di fermarsi, rinunciare, non uscire, non mutarsi. Grazie. E? Adriano, io ho messo empatia. Una cosa che ormai F. Ciao Francesca. G. Ce l'hai, lo so, vai. Chiara. E io ho messo genuinità perché nel senso che pensavo penso ai ragazzi come gli altri e il bello è quando riesce loro a essere genuini e lo stesso per H. perché Don Andrea la faccia la Solo con Andrea Salacca. No, io ce l'ho là. Eccola lì. Io ho scelto. Balla. Eleonora. Ah sì. I. Lo dico io questo, mi piace. Mi piace solo così. Inestimabile. L. M. Io ho entrambe le lettere perché sono Mirko. Però puoi parlare. Maturazione. Maturazione. Perché c'è la doppia dimensione. N. non brontolare. Detto con suo tono. Scusa. Ho reso, era un bene. Esatto. Poi ho scritto non brontolare, era un volentieri, perché ho avuto un carissimo concorrente che c'era lasciato da qualche mese, si chiamava Don Giuseppe Zanotto. Io quando lo chiamavo è stato assistente di giovanissimi a livello centrale negli anni 80 e quando io lo chiamavo per chiedere se veniva a fare qualche incontro eccetera e gli dicevo come sta Don Giuseppe? Volentieri. Questa era la sua risposta e per quello che l'ho abbinata al non brontolare. O. Orientarsi. Irene. Amico di Lucia. I. La giù ragazzi, tocca a voi adesso. Non a caso. Grazie, c'è lettura per me, no? No, non ce l'hai? Vado io. Vai Beatrice. Beatrice, appunto, pazienza. Vabbè, direi che non serve spiegarlo. Q. Qualità del tempo impiegato. R. Il nome, mi mancano gli ultimi due nomi. Laura Angela. e Angela. S. Irene, storia. Scusa. No, Vai. storia. Anche S distinto. Anche tu volevi condividere la tua S. Io ho scritto se stessi perché davanti ai loro occhi non
iscritti. Daniele, ho messo tralcio. La terra del prosecco. La Claudia ci voleva. Guarda, col traccio. Grazie, c'hai la U. V. No, vite no. Traccio, uva, vite. E Z Zertir. La B, torniamo alla B. Michela, ma anche tu. Mi ha fatto segno, mi hanno indicato dalla regia che magari tu. Io ho scritto vivere appieno. Però non sono sicura di appieno. Mi aspettavo questa tua sottolineatura grammaticale e ortografica. Se vuoi avere un professore di lettere, dopo ti fa un attimo di ripetizione. E Z. Non siete arrivati alla Z? Io penso zizzania. Iris, scusa. Presidente? Zoomare con 2 O, zoomare. Proprio oggi è. Bella questa. Casa del Presidente. Sì, esatto. Zavorra, insieme a Zizzania. Da mandare via. Tu sei Zavorra, ma come l'hai scritto Zavorra? Zavorra. Io ho scritto zattera, talvolta mezzo di fortuna, però la salvezza perché sta a galla. Grazie. Ok, qualcun altro vuole aggiungere un pensiero, una domanda, una riflessione, una sottolineatura? Liberamente, senza... C'è qualcosa che non è chiaro, qualcosa che non vi torna, qualcosa che vi farebbe piacere un attimo di vedere insieme, approfondire? Prego. Io ho fatto un pensiero, mentre cercavo di dare a ogni lettera un mio sentimento. E forse un po' per natura, molte delle lettere, delle parole che ho cominciato a scrivere avevano un'accezione un poco più negativa. E poi io ho ripensato quando tu hai parlato della narrazione, della buona narrazione, ho detto no, cominciamo a scrivere tutto in positivo. E effettivamente poi il positivo è emerso per quanto mi riguarda, però ho dovuto fare uno step prima di questo. Grazie. Io alla lettera M ho messo mondo perché della C mi piace l'apertura che ha verso il più grande, insomma, quindi vedere le cose a 360 gradi, quindi non fermarsi alla parrocchia ma aspetti più grandi, ma soprattutto aspetti come hai detto tu prima, dei valori sociali che comunque non facciano parte solo della catechesi, ma facciano parte appunto di questo mondo, di questo creato che noi viviamo. Infatti io ho messo tempo e tu raccontavi del fatto che per te non era un problema, insomma, se non ho capito male, il tuo tempo di ho capito male. Beh, oggi mi sa che il tempo invece è diventato un vero problema e su questo magari c'è qualche idea.
dimensione professionale. All'inizio della preghiera ha sottolineato la questione della reciprocità e più volte anche tu hai sottolineato questa cosa qua, soprattutto in ordine alle ricette precostituite che non vanno bene. Credo che questa sia una sfida tra le più grandi in questo momento, perché sempre più si fa fatica ad incontrare l'altro, e questo vale non solo per i più piccoli ma anche per i giovani, per gli adulti. Non so se vuoi sottolineare qualcosa rispetto a questa dimensione della creatività che dobbiamo metterci per incontrare l'altro. Io ho invitato alla sorella, ma una parola che mi è uscita è la latenza, è una condizione, uno stato non definito, e mi sono definiti ragazzi sempre, vivono in una situazione non definita, quasi mi spiace per loro, perché noi alla loro età un pochino più sicuri di noi stessi forse, però avevamo meno cose, ma eravamo più convinti di quelle cose che avevamo, quindi mi vedo veramente in questa situazione di condizione particolare che vanno sostenuti. Allora, naturalmente chi vuole poi liberamente si può aggiungere, provo semplicemente, non sono delle risposte, condivido insomma delle riflessioni con voi rispetto a quello che avete sollecitato. Intanto grazie per questo esercizio, perché non è semplice. La prima volta che insomma, mi sono detta che poteva essere utile provare a rialfabetizzare un po' e imparare a rileggere il mio modo di stare all'interno del servizio associativo, il mio modo di stare in associazione è stato complesso ed è complesso ancora adesso, però vi ringrazio perché è un esercizio che intanto che è tornato utile a me, perché attraverso alcune lettere, alcune cose che avete detto mi sono tornate in mente delle situazioni. Diceva un po' lei, prima era tutto grigio, no? Tante volte quando noi facciamo questo tipo di esercizio, perché magari siamo al termine di una giornata o perché magari ci sono dei momenti anche faticosi a livello associativo, in dimensione parrocchiale o diocesana, siamo tentati a rispondere immediatamente alle sollecitazioni che ci vengono fatte in quel momento e in quel tempo. Una persona al lavoro per proprio tornaconto mi ha detto: quando ti arriva una comunicazione, una richiesta, tu non rispondere immediatamente subito perché potresti fare un errore, rispondi domani, dopodomani. Questo era legato al fatto che lui mi aveva consegnato un documento. Fallo, te lo dico perché sai, io ho molte esperienze, sono 35 anni che lavoro qui, perché aiuta a riflettere meglio sulle cose, a trovare soluzioni. Allora questa consegna che mi ha dato un po' per il proprio tornaconto personale, però ho provato ad estrapolare del bene da questa cosa e in effetti noi abbiamo bisogno di un tempo di silenzio. Non ho avuto modo di sottolineare questa cosa, però anche il nostro progetto formativo la richiama. Non è fare silenzio è più che tacere, fare silenzio è ascoltare la nostra vita, ma anche ascoltare, diciamo, le sollecitazioni che attraverso questa vita il Signore ci dà, e mettersi in ascolto, no? Fare silenzio davvero dentro di noi ci aiuta anche a ricollocare e ritradurre in positivo quelle esperienze, quei gesti, quelle attenzioni che immediatamente noi siamo portati a collocare in un'ottica negativa. È un po' come la mia faccia alla fine di quell'incontro a CR. Ho detto: se in questo momento incontrassi uno dei ragazzi che
che il Signore mi ha affidato e gli dovessi testimoniare con la mia faccia e con la mia vita che bella è la CR, perché è bello essere cristiani, insomma capirlo dalla mia faccia in quel momento certamente non era una garanzia. Allora ho provato a ricollocare anche questa fatica, quindi dobbiamo prenderci un tempo di silenzio. Non è facile prendere questo tempo. Don Andrea diceva, sembrava che tu ne avessi tanto, in realtà materialmente ero zeppa fino a qui, però forse anche il contemporaneo ci ha un po' reso egoisti sulla dimensione del tempo. Non è un tempo che io do in più perché non so che fare, è un tempo che devo cercare, è un tempo che io ho provato a cercare. E cercare il tempo, anche questa è secondo me un'operazione preziosa e grandissima, perché quello in più da dare è molto facile, ce l'ho in più, ce l'ho da vendere e lo do immediatamente. Cercare il tempo è un'operazione delicata, complessa ma anche bellissima, perché tu devi trovare all'interno della complessità già del tuo ordinario, devi trovare ragioni e uno spazio per valorizzare quella bellezza, per darle spazio, per farla vivere dentro il tuo ordinario. È un'operazione molto complessa ma bellissima, perché io faccio spazio, io cerco un tempo, non do quello che mi avanza, perché probabilmente quello che mi avanza è un po' come quelli che fanno la carità con le cose che stanno scadendo o con le cose che hanno in più. Questa non è carità. Io posso, se io do invece qualcosa che tolgo a me, che per me è preziosa, che per me, a cui sono molto legato, quello è per me un tempo trovato, quello è un dono veramente gratuito, un dono autentico. È un esercizio faticoso, però vi assicuro che nel momento in cui riusciamo a ritagliarci questo tempo e a renderlo prezioso nella complessità e nell'ordinarietà della nostra vita, ci ritorna indietro davvero in bellezza, in orizzonti, in quel desiderio di felicità a cui tutti siamo chiamati, che è un po' la nostra strada, il nostro percorso. Quindi non un tempo in più, ma un tempo ricercato. È vero, è bella questa apertura della C per il mondo, verso il più grande. Dobbiamo provare a fare lo sforzo di compierla sul serio. Nel nostro progetto formativo c'è questa espressione che ci ricorda chiaramente il nostro stare, in associazione nella Chiesa, nel mondo ma non del mondo, no? Più ancora Papa Francesco oggi ci invita a compiere un'azione diversa, che in parte come associazione stiamo facendo anche nel costruire alleanze, nel provare a ragionare su quelle periferie esistenziali che ad esempio in questo momento avvolgono un po' le vite dei nostri ragazzi, dei nostri giovani. Penso alle sollecitazioni che ci sono venute ad esempio dai responsabili, dagli incaricati regionali CR, quando pensavamo all'inizio del triennio qual era la CR, diciamo, che volevamo provare a disegnare, qual era la CR del futuro. Allora insieme al responsabile nazionale della CR, Luca Marcelli, abbiamo pensato che forse era bene fare un po' il punto e chiedere ai responsabili diocesani quali erano in questo momento le indicazioni più urgenti, le sollecitazioni principali, perché noi ci eravamo fatto un'idea, avevamo pensato di ripartire dal progetto, di ripartire da quel documento, poi abbiamo provato ad interrogare, a metterci tutti a pensare, un esercizio faticosissimo, perché mettersi attorno a un tavolo in 2 o in 3 e prendere delle decisioni è molto semplice tanto quanto dannoso. Ragionare con 50, anche con 220 teste a vari livelli più riflessi è un esercizio faticosissimo, che però ti riporta veramente al bene, ed è venuto fuori che un problema forte, un'attenzione di cui come educatori dovevamo prenderci carico, era quella un po' di provare ad indagare meglio le periferie esistenziali che i nostri ragazzi vivono oggi, il confronto con la disabilità, il confronto col dolore innocente, il confronto col bullismo, con le famiglie ferite, con la dimensione dell'intercultura.
ci abbiamo provato a ragionare, ci stiamo continuando a ragionare anche attraverso Per tutti persone, che è un po' il frutto, diciamo, di questo lavoro, questa pubblicazione che ci accompagna, e questo ci ha portato a fare un esercizio bello che allarga quella prospettiva di apertura ancora di più, perché noi ci siamo abituati nel tempo a fare le cose tra di noi, l'incontro interdiocesano, ma sempre in una dimensione associativa. Attraverso Per tutti persone abbiamo provato a dialogare con realtà che sono altre rispetto all'associazione, con realtà che si occupano per esempio di ragazzi con disabilità, che sono dentro la Chiesa ma anche no, con centri che si occupano ad esempio dei bambini autistici, con ospedali che curano questa dimensione di accompagnamento dei piccoli che vivono situazioni di malattia grave e di sofferenza. Allora questa apertura, diciamo questa spinta per il mondo, capite bene che comincia ad assumere, può assumere anche per l'associazione una possibilità di creare reti, di creare terreni comuni anche con esperienze che non sono vicine alla nostra realtà. Questo ci rende davvero più in uscita, a mio avviso, ci può rendere maggiormente più Chiesa. Il valore, diciamo, di una testimonianza passa anche per l'incontro e per la capacità di mettersi in relazione, anche con realtà molto diverse che però hanno un'attenzione comune. Certamente, diciamo, implica anche la fatica della reciprocità e del raccontare, del mettersi attorno ad un certo tavolo con determinate realtà. Tante volte non è facile neanche trovare una data, la data di un incontro, di una riunione. Qualcuno ad esempio ha detto ma voi quest'anno avete fatto il modulo del settore giovani, poi una settimana dopo c'era l'SFS e poi c'era il seminario CR. Però il modulo del settore giovani perché ci sforza a parlare anche linguaggi che sono un po' diversi dai nostri. A volte non so se vi è mai capitato di riflettere su questo, a me sì, siamo diventati complessi anche nella nostra terminologia, ci capiamo solo tra di noi. Lo vedo con chi si avvicina alla responsabilità associativa adesso. Diceva, sai, non ti posso chiamare in questo momento perché devo parlare con la mia delegata. Ho detto, guarda, ma io sono in Consiglio nazionale e la tua delegata è qui. No, non Valentina, Francesca. Allora qualcun altro, che era il sapiente di turno, perché era un gruppo di Telegram, il sapiente di turno disse, ma quella non è la delegata, quella è l'incaricata CR, il maestrino della situazione, no? Allora Davide avrebbe capito in un altro momento, in un'altra esperienza, come dire, qual era la terminologia giusta da adottare. In quel momento l'elemento importante però era quell'incontro, la relazione e soprattutto la restituzione di questa informazione. Però dentro di me ho detto, a volte quanto siamo pedanti e complessi, non che non dobbiamo fare attenzione diciamo alle strutture, alle istituzioni, ai ruoli, alle parole, però forse avremmo bisogno anche di alleggerirci un po' per parlare più semplicemente, no? Per incontrare, per raggiungere più immediatamente gli altri. Questo esercizio, ad esempio, anche sui canali istituzionali della C, sui canali di comunicazione social, è un elemento, diciamo, di interrogazione interessante. Molte volte scriviamo i responsabili nazionali, perché sui social, soprattutto quello che non è associativo, ma come fa a capire che quello è perché il vicepresidente, il responsabile nazionale dei giovani si chiama vicepresidente e non... Cerchiamo di usare un linguaggio diciamo, anche su quelle piattaforme un po' più semplice per aiutare poi a comprendere quello istituzionale reale, cioè proviamo a trovare dei canali altri, dei luoghi altri dove, come dire, accompagnare i vari passaggi. Lo aggancio attraverso quel processo in un altro luogo, che è il luogo della parrocchia, che è il luogo della diocesi, che è il luogo anche degli incontri magari regionali e nazionali, chiarirò meglio la terminologia, ma intanto cerco di arrivare anche ad altri, cerco anche di farmi capire da altri. Non so se ho reso l'idea, ovviamente non voglio banalizzare nulla, però è un esercizio che forse dovremmo imparare a fare.
latenza, lo stato non definito. Mi fa sorridere questa espressione perché in effetti, dicevo anche a Francesca, a volte i ragazzi sono avvolti in un mondo che sembra tutto loro, con delle prerogative, delle attenzioni che sembrano tanto diverse, da come eravamo noi. È naturale che sia così, grazie a Dio, mi viene da dire, per quanto sia faticoso per noi, no? Perché effettivamente sono espressioni di un tempo, stanno provando a leggerlo, stanno provando, diciamo, ad interagire con questo tempo, ad affrontarlo, anche a conquistarlo, diciamo, con la loro personalità, con i loro limiti. A volte ci sembrano quasi chiusi nel loro silenzio, in realtà dentro quelle teste sta macinando un mondo. Ecco perché è importante trovare sempre un canale di incontro, uno spazio comune, non per come dire, un po' scimmiottare i loro luoghi, i loro ambienti, i loro linguaggi, ma conoscerli, provare, diciamo, a capire cosa fanno, che cosa si dicono, come affrontano le cose, per leggere quei silenzi, che in realtà sono dei contenitori di elaborazione proprio grande, che però per noi non sono immediati, perché magari c'è un'altra attenzione, un altro linguaggio, quindi conoscere i linguaggi mi aiuta ad interpretare, a leggere, non a come dire, prendere il loro posto in quei luoghi. Certamente è un esercizio costante di, come dire, di interazione, no? Di attenzione al contemporaneo, che però è necessario e ha a che fare con la nostra responsabilità. Nel progetto formativo voi trovate in maniera più sistematica tantissime cose che abbiamo provato a condividere, a dire insieme. Vi inviterei a fare un passaggio in più sull'accezione che viene data alla responsabilità. Se noi rileggiamo il progetto formativo nel tempo e nel contesto della Chiesa anche in cui è stato prodotto, che è la Chiesa dei primi anni 2000, dove si tentava di mediare anche se volete, un cristianesimo della presenza. Se voi andate a leggere, ve lo dico anche provocatoriamente, andate a leggere il passaggio sulla responsabilità o anche il passaggio sulla figura dell'educatore e provate ad integrarlo e a mediarlo anche alla luce dell'insegnamento di Papa Francesco. Sembra quasi che nel progetto formativo gli educatori responsabili siano delle figure monolitiche. Da una prima lettura ve lo riprendo il passaggio perché mi sembra interessante. Da una prima lettura sentite per esempio le caratteristiche dell'educatore. È innanzitutto un testimone della fede che comunica, della Chiesa di cui è parte, dell'associazione in cui aderisce. E fin qui mi pare che ci siamo. Ha compiuto un personale cammino di fede e ha operato scelte importanti di vita, di studio professionali. Se leggiamo questo passaggio, forse in questo tempo, in questo momento, noi abbiamo ancora degli educatori che non hanno compiuto scelte di vita, scelte professionali, scelte di studio. La sua credibilità passa attraverso un'esperienza che personalmente vive con convinzione e consapevolezza. Questo che cosa vuol dire? Che gli educatori, noi tutti oggi, gli educatori che incontriamo, sono fuori da questa dimensione. Forse dovremmo provare a rileggere anche queste parole, aggiungendo una categoria che non demolisce la nostra esperienza educativa, ma la rende possibile, che è quella della fragilità. Perché è un'esperienza che tutti viviamo. È vero che idealmente vorremmo aver compiuto scelte di vita, professionali, di studio, però tante volte l'esperienza di questa vita non ci ha consentito di fare questo passaggio. A volte non ci consente di stare in ascolto dello spirito se non ho accanto qualcuno che mi accompagna a fare questo passaggio, che mi aiuta a compiere questa telefonata, a creare questa connessione. Allora, qui ritorna secondo me molto forte la forza dell'insieme e un'apertura, un modo di guardare all'impegno educativo con misericordia, perché nonostante le nostre fragilità, nonostante
le nostre fatiche. Integrare queste fatiche e questa fragilità ci aiuta a porci in cammino con gli altri e ci rende ugualmente responsabili, perché consapevoli dei nostri limiti e capaci anche di dargli nuova vita, di dargli nuova linfa. E ancora, permettetemi di sottolineare che responsabilità oggi ha a che fare e ha sempre più il sapore della comunità, il sapore dell'insieme, deve averlo, e questa accezione di responsabilità è dettata da questo contesto e da questo tempo. Non è il tempo dei supereroi questo, o meglio, non cerchiamo dei supereroi in associazione, o come dice l'assistente centrale del settore giovani, non vogliamo fenomeni, ce ne sono troppi in giro. Se custodiamo, valorizziamo e accompagniamo ciascuno l'umanità dell'altro, avremo fatto un servizio, intanto una testimonianza reale e credibile prima di tutto a noi stessi e poi alle persone che abbiamo accanto. Sempre perché la responsabilità non è un atto volontaristico, ma è un dono. Allora l'augurio che vi voglio fare, e lo facciamo anche attraverso un piccolo esercizio di lettura, è quello di provare a rileggere sempre tutto quello che viviamo e di ricapovolgerlo, perché quando lo affidiamo ad una prima lettura necessariamente, ci diceva qualcuno, sarà una catastrofe, ma se ci diamo il tempo dell'incontro con l'altro e se ci diamo il tempo dell'incontro con lui, forse la prospettiva si può ribaltare. E allora proviamo a compiere questo esercizio insieme. O lo compierete nelle vostre case, perché questa cosa ve la lascio. Qualcuno diceva questo è il bello della diretta e ha ragione, perché nel frattempo ciascuno di voi starà immaginando quello che c'è lì dietro. Oggi è stata la giornata più brutta di sempre e non provare a convincermi che c'è qualcosa di buono in ogni giorno, perché se guardi da vicino il mondo è un posto piuttosto malvagio, anche se un po' di gentilezza ogni tanto traspare. La soddisfazione e la felicità non durano e non è vero che sta tutto nella testa e nel cuore, perché la vera felicità si ottiene solo se la propria condizione è elevata. Non è vero che il bene esiste, sono sicuro che sei d'accordo che la realtà crea il mio atteggiamento, è tutto fuori dal mio controllo e nemmeno tra 1 milione di anni mi sentirai dire che oggi è stata una bella giornata. Questa più o meno potrebbe essere l'atteggiamento e la condizione, diciamo, che può accomunare a volte le nostre giornate, le nostre esperienze associative e lavorative. Però se ci fermiamo, se riflettiamo, se ci preghiamo anche un attimo, è possibile rileggerla al contrario. Oggi è stata una bella giornata e nemmeno tra 1 milione di anni mi sentirai dire che è tutto fuori dal mio controllo. Il mio atteggiamento crea la realtà. Sono sicuro che sei d'accordo che non è vero che il bene esiste solo se la propria condizione è elevata. La vera felicità si ottiene perché sta tutto nella testa e nel cuore. E non è vero che la soddisfazione e la felicità non durano. Un po' di gentilezza ogni tanto traspare, anche se il mondo è un posto piuttosto malvagio, perché se guardi da vicino c'è qualcosa di buono in ogni giorno e non provare a convincermi che oggi è stata la giornata più brutta di sempre. L'augurio è che nessuno nel vostro servizio, nel vostro quotidiano, nessuno sia mai capace di convincervi che oggi è stata la giornata più brutta di sempre, perché ciascuno di voi, insieme a lui, ha la possibilità di leggere, di ribaltare la prospettiva. Allora l'augurio è davvero che ciascuno possa dire del proprio servizio e della propria vita è stata davvero una bella giornata. Auguri e buon cammino a tutti e a ciascuno.